benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Catania, dopo l'aggressione a una sedicenne vicino al Castello Ursino, è allarme per baby gang irregolari e drogati. I residenti nella zona ai nostri microfoni dicono: vogliamo fatti, siamo importunati giorno e notte. La procura di Siracusa indaga sulle cause dell'incendio che ha distrutto a Pachino un'azienda di imballaggi. Il titolare dell'impresa lancia al nostro TG un messaggio di resistenza e legalità. Siamo già al lavoro per ripartire. Lampedusa, i volontari di Save the Children fanno visita ai minori soccorsi nello sbarco di sabato in cui ha perso la vita una neonata di appena un mese. Tra loro c'è la sorellina della piccola vittima. Abbiamo provato a farle vivere qualche momento di spensieratezza, raccontano. Entra nel vivo la privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso. Oggi il ministro Urso ha dato ulteriore impulso alla procedura che porterà entro l'anno alla scelta dell'acquirente. E per il turismo d'estate Urso si dice fiducioso. Nessun problema per il carburante. In piazza ad Agrigento gli ASACOM, assistenti all'autonomia e alla comunicazione, che nelle scuole favoriscono l'integrazione degli studenti con disabilità. Davanti alla prefettura, come vedete, protesta contro precariato e lavoro senza tutele. Mostre d'arte a Scicli, 40 opere di De Chirico, maestro della pittura metafisica, un'esposizione che rivela il legame profondo tra il pittore di origine greca e la Sicilia. Calcio, disfatta del Palermo nell'andata della semifinale playoff di Serie B. Il Catanzaro travolge il Rosanero 3-0 al Ceravolo e vede la finale. Rosanero irriconoscibili, adesso servirà un'impresa nel ritorno al Barbera. Serie C finisce a 0-0 tra Lecco e Catania nell'andata dei playoff. Prima del match però tensione e scontri tra ultra fuori dallo stadio Rigamonti Ceppi con alcuni feriti. Catania, avete sentito, dopo l'aggressione a una sedicenne vicino alla Castello Ursino e allarme per baby gang irregolari e drogati nella zona. I residenti da quelle parti ai nostri microfoni, li sentirete, chiedono fatti, dicono di essere importunati giorno e notte. Tonino De Mene. Ho visto questo ragazzo, diciamo, che la schiaffeggiava da lontano e poi subito se n'è scappato. Mi hanno detto dell'identikit, io ho parlato con la ragazza, ho detto: ma com'era? Dimmi l'identikit, dice aveva capelli lunghi, all'indietro, lisci. E io subito mi sono prodigata a chiamare la polizia. Stava facendo passeggiare il cane quando la signora che vedete si è trovata di fronte all'ennesimo episodio di violenza che contraddistingue la movida catanese. Teatro dell'aggressione piazza Federico II di Svevia, area pedonalizzata, liberata dalle auto ma non dal degrado. La ragazza è stata colpita con schiaffi e pugni. Dopo pochi minuti sono sopraggiunte le volanti della polizia, ma al loro arrivo i protagonisti si erano già dileguati. Si confida quindi sulle telecamere per risalire alla baby gang. Ma sono tanti gli allarmi che si levano attorno al Castello Ursino, ostaggio di irregolari di giorno e di notte, con inquietanti episodi che non lasciano dormire sonni tranquilli. In questo video un extracomunitario inveisce contro alcune ragazze sedute al bar. Ma non è finita. Ho lasciato per qualche secondo il portone di casa aperto e mi sono trovata due ragazze che si stavano drogando proprio sulle scale di casa mia. C'è di più e di peggio. Con un ragazzo che ha tentato di importunarmi. Fortuna è stata che c'era una persona che mi conosceva, che mi ha subito in qualche modo, ha cercato di distrarlo e mi ha in qualche modo evitato il peggio. Devo dire che quando vedo dei vigili urbani mi emoziono, mi commuovo, perché devo dire che purtroppo avviene molto raramente. Mi ritrovo spesso qui a passeggiare con il mio cane e non vedo una pattuglia, non vedo controlli. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo, servono controlli ed un presidio fisso, specie nel fine settimana quando la movida sfocia in intollerabili episodi di violenza. Restiamo a Catania per le ultime notizie sul terribile accidente stradale di qualche giorno fa. La famiglia di Matteo Patti,
che è stato investito su uno scooter, vive ore di angoscia davanti al suo letto d'ospedale e mentre lui lotta per vivere resta senza volto il pirata della strada che è fuggito dopo l'impatto. Eva Spampinato. Attendo, siamo vicino a lui, speriamo che lui regga. C'è una famiglia sospesa nel dolore, aggrappata a una speranza che con il passare delle ore diventa sempre più fragile. Matteo Patti è ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato investito da un pirata della strada di cui ancora non si conosce il volto. Lo devo dire, è un animale, perché non si lascia una persona così per la strada. Ha multiple fratture, ha fratture anche facciali, ha il midollo osseo. Ha un braccio rotto, una gamba rotta, un polso. Il problema sono gli organi. E mentre Matteo lotta tra la vita e la morte, la famiglia lotta contro il tempo e la burocrazia. I vigili urbani, arrivati per i rilievi dopo l'incidente, hanno compilato un verbale come incidente autonomo. Non c'era nessuna persona, per cui credo che i vigili, per mia coscienza, non avendo alcuna, non potendo rilevare, non essendoci nessuno, hanno messo un incidente autonomo. Domani abbiamo l'incontro con la Polizia Municipale. Adesso l'appello dei familiari rimane sempre solo uno: aiutateci a trovare la verità. Magari a volte penso, se l'avessi chiamato in quel momento, magari 5 secondi hanno cambiato la vita di tutti, sì. Vorremmo un aiuto dalle autorità, noi confidiamo nelle autorità, anziché fare delle ricerche noi, andare ad informarci e vedere dove sono messe le telecamere, se ci danno il filmino e quant'altro, vorremmo che anche le autorità, e ne sono certo, ci aiutassero in questo. A Barrafranca, nell'Ennese, un uomo ha sparato con una carabina ad aria compressa al fratello minore di 18 anni per gioco e lo ha colpito alla schiena con un piombino. Al giovane trasportato d'urgenza in ospedale è stata diagnosticata la frattura di una parte di una vertebra, la lacerazione di un rene e del fegato e il paziente dunque ha la prognosi purtroppo riservata. L'uomo è stato denunciato. A Palermo momenti di tensione nel carcere minorile Malaspina, alcuni detenuti hanno incendiato un materasso all'interno della struttura, i vigili del fuoco hanno spento il rogo, messo in sicurezza i locali invasi dal fumo, nessun ferito, grazie al cielo, solo danni materiali. Indagine della Procura di Siracusa per accertare le cause dell'incendio che ha distrutto a Pachino un'azienda di imballaggi. La reazione del titolare dell'impresa ai nostri microfoni è un messaggio chiaro di resistenza e legalità. Siamo già al lavoro per ripartire, dice Adelaide Barbagallo. Cercheremo di ripartire, se non come prima, meglio di prima. Siamo stati molto fortunati perché l'immobile all'interno, nella parte produttiva, compresi i macchinari, sono rimasti illesi. La tenacia di un imprenditore che non si lascia abbattere dalla distruzione di un incendio e che è pronto a rinascere dalle ceneri, proprio come il nome della sua azienda, la Fenice Packaging di Pachino, in provincia di Siracusa, un'eccellenza nel settore degli imballaggi. Alessandro Coco non si scoraggia ed è già al lavoro per ripristinare la piena operatività della sua impresa. Il nostro pensiero va a tutti i nostri clienti ai quali non vogliamo dare nessun disservizio. No? Il comparto ortofrutticolo non può fermarsi e non subirà abbandoni, assicura l'imprenditore, che non nasconde l'amarezza per quanto accaduto. Dire che siamo dispiaciuti e rammaricati è il minimo. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo, le indagini sono in mano alle forze dell'ordine che stanno vagliando ogni pista per accertare la natura dell'incendio. Tra le ipotesi investigative non si esclude l'atto doloso a scopo intimidatorio, riconducibile al racket delle estorsioni. A Lampedusa i volontari di Save the Children hanno fatto visita ai minori soccorsi nello sbarco di pochi giorni fa. In quello sbarco ha perso la vita una neonata di appena un mese e fra loro c'è la sorellina della piccola vittima. Abbiamo provato a farle vivere qualche momento di spensieratezza, raccontano. Il servizio è di Desiree Ferlito. Adesso gioca, tra le sue piccole mani stringe delle costruzioni colorate. Sorride agli operatori di Save the Children, corre incontro a chi prova a regalarle un momento normale.
Eppure, solo poche ore prima, quella stessa bambina di 8 anni era stretta alla madre su un barcone nel Mediterraneo, in balia delle onde, mentre accanto a lei la sorellina di appena un mese perdeva la vita durante la traversata verso Lampedusa. In mare, lo stesso che regala gioia e divertimento ai bambini della sua età. Gli operatori di Save the Children, entrati nell'hotspot dell'isola per incontrare i minori soccorsi nello sbarco di sabato, costato la vita alla neonata morta poco dopo l'arrivo, raccontano dell'incontro con la sorellina della piccola vittima dell'ultima tragica traversata e gli altri 20 minori non accompagnati. Ed è proprio la sorella maggiore della neonata a colpire gli operatori. Appena visto i giocattoli ha lasciato la madre ed è corsa verso di noi. Gioca, partecipa, sembra serena, come dovrebbe essere normale per una bambina della sua età. Ma dietro quell'apparente spensieratezza resta un dolore enorme, troppo grande da sopportare per chi ha soli 8 anni. La neonata sarebbe arrivata in condizioni già gravissime dopo ore di navigazione difficili. Inutili i tentativi di soccorso una volta sbarcata a Lampedusa e mentre sull'isola continuano gli arrivi e le operazioni di assistenza, l'immagine che resta è quella di una bambina che prova a tornare bambina, in mezzo all'orrore di un mare diventato nemico, aggrappandosi a un gioco, a un sorriso, a un frammento di infanzia che nessuna tragedia dovrebbe spezzare. Altre notizie: entra nel vivo la privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso. Oggi il ministro Urso ha dato ulteriore impulso alla procedura che porterà entro l'anno alla scelta dell'acquirente della maggioranza delle quote dei 2 scali. Per il turismo estivo il ministro si dice fiducioso. Nessun problema di carburante. Lorena Dolci. Da Abu Dhabi ai Benetton si allunga la fila dei pretendenti all'aeroporto di Catania, un affare da oltre $500 miliardi per acquisire la maggioranza della società che gestisce il 5° scalo italiano con un traffico di 12 milioni di passeggeri e in continua crescita e quello di Comiso. Con il via libera del Ministero entra nel vivo la procedura per la privatizzazione. Per il governo qual è il migliore offerente? Quello che più metterà in campo risorse e progetti per rendere questa hub aeroportuale un competitore a livello globale. Nonostante i conflitti che interferiscono con le rotte del greggio, il ministro si dice fiducioso. Riteniamo che il carburante sarà sufficiente per garantire il trasporto aereo nel nostro paese e che questo sarà per la Sicilia, per il nostro paese, un anno di crescita. Il futuro partner sarà chiamato anche a sostenere un piano infrastrutturale ambizioso, 340 milioni di euro che includono l'interramento della linea ferroviaria per permettere la costruzione di una nuova pista di volo più lunga. Il Terminal Morandi sta per essere completamente demolito, quindi stiamo completando la demolizione, abbiamo già l'approvazione per tutti i nuovi progetti, quindi per la realizzazione del nuovo Terminal B. Senza contare il necessario impulso alle infrastrutture della città. Ho chiesto già un appuntamento col Presidente della Regione perché si trovi un'alternativa alla tangenziale, visto che non può essere realizzata la terza corsia. Nello stesso tempo altre opere devono essere terminate qua nella metropolitana. Entro giugno la manifestazione di interesse e poi la fase politica con i soci che dovranno scegliere se vendere o meno le proprie quote. La procedura dovrebbe concludersi entro l'anno. In piazza ad Agrigento gli ASACOM, gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, che nelle scuole favoriscono l'integrazione degli studenti con disabilità. Davanti alla prefettura hanno protestato contro precariato e lavoro senza tutele. Davide Sardo. La voce degli ASACOM si alza forte da Agrigento. Assistenti all'autonomia e alla comunicazione di tutta la provincia hanno partecipato allo sciopero nazionale promosso dall'USB e dall'associazione MISAC per chiedere più tutele e continuità lavorativa. Il presidio davanti alla prefettura in piazzale Aldo Moro ha riunito decine di operatori che ogni giorno affiancano studenti con disabilità nelle scuole e nei servizi sociali. Al centro della protesta il precariato, i contratti atipici, le retribuzioni insufficienti e lo stop al lavoro nei mesi estivi. Non veniamo pagati se la scuola è chiusa, se il bambino è assente non abbiamo nessuna tutela, quindi dobbiamo sperare ogni mese di avere una copertura totale e di sperare a uno stipendio degno. Tra le richieste anche la gestione diretta dei servizi ed il riconoscimento professionale della categoria. Una delegazione ha incontrato il prefetto consegnando un documento
coordinamento con tutte le richieste del settore. Io sono uno psicologo di formazione e lavoro come ASACOM e lo faccio molto volentieri, però è normale che vada cercando altre occasioni di lavoro se non sono stabilizzato. Se fossi stabilizzato probabilmente non cercherei altre occasioni di lavoro e questo garantirebbe ancora di più continuità di intervento all'utente che io seguo e agli utenti che potrò seguire in futuro. Noi genitori chiediamo l'internalizzazione di questa figura fondamentale che ha il controllo educativo ed emotivo dei nostri figli e che purtroppo è penalizzata, e quindi anche i nostri figli giustamente vengono penalizzati allo stesso modo. Gli ASACOM chiedono adesso risposte concrete e maggiori garanzie per il futuro del loro lavoro. Guerriglia urbana, ieri a Lecco, a poche ore dal match con il Catania, un gruppo di ultralocali, insieme ad alcuni del Varese, ha atteso l'arrivo dei tifosi rossazzurri per tendere loro un agguato. Preso di mira i pulmini su cui viaggiavano i supporter etnei, da lì gli scontri con il lancio di petardi e fumogeni, come vedete, utilizzate anche spranghe e bastoni, alcuni feriti, 2 dei quali in ospedale in codice giallo. La Guardia di Finanza ha denunciato un DJ di Bagheria accusato di avere lavorato in nero per 4 anni, dal 2021 al 2025, senza partita IVA né fatture, nascondendo oltre 320.000 euro di redditi. Gli investigatori lo accusano di avere percepito anche 7.000 euro di indennità di disoccupazione, già che c'era, determinanti per le indagini i social network utilizzati dallo stesso DJ. Isola delle Femmine, dopo il corteo di sabato contro i racket, il sindaco riconosce i commercianti hanno paura, ma vanno avanti, incoraggiati anche dai volontari di Addio Pizzo, che hanno tappezzato il lungomare con i loro adesivi contro le estorsioni. Marco Gullà. Prima la marcia, poi gli adesivi di Addio Pizzo. Isola delle Femmine, dopo le intimidazioni mafiose alle attività del lungomare, continua a ribadire con fermezza il suo no al racket delle estorsioni. Gli adesivi di Addio Pizzo sono arrivati anche a Isola delle Femmine, dove alcune attività qualche giorno fa appunto sono state prese di mira. E mentre sui lidi si lavora per iniziare la stagione estiva, nel comune alle porte di Palermo riecheggiano ancora le dichiarazioni della manifestazione di venerdì scorso. Laddove erano state lasciate bottigliette hanno impresso un messaggio chiaro che Isola delle Femmine non è d'accordo con questo modo di fare business, di fare imprenditoria. Isola delle Femmine vuole lavorare nella legalità, nella giustizia. Le indagini proseguono, la banda che sta seminando panico e paura tra Tommaso Natale, Sferacavallo, Zen e Isola delle Femmine potrebbe provenire dal quartiere Marinella. Ha parlato lei con appunto i commercianti, con gli imprenditori, cosa le hanno detto? Sì, ho parlato con tutti loro, ai quali ho riportato un messaggio del prefetto Mariani e ho visto gente legittimamente preoccupata, ma anche ho visto nei loro occhi tanta voglia di reagire e di andare avanti con gli investimenti nel solco della legalità. Hanno già superato quota 14 milioni di euro le domande di ristoro alla Regione da parte delle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Ma mentre la Regione accelera sui rimborsi o prova a farlo, in alcune aree della città colpita dalla frana, cioè a Niscemi, commercianti e imprenditori denunciano ritardi, zone rosse ancora attive e attività bloccate da mesi. Gerry Italia. Non è ancora esaurita la disponibilità dei fondi, ma il plafond da 18 milioni di euro introdotto dalla regione siciliana è già vicino al tutto esaurito. A meno di una settimana dall'apertura della piattaforma IRFIS, le richieste presentate dalle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi hanno già superato quota 14 milioni di euro. Sono 57 le aziende che hanno avviato la procedura per ottenere gli aiuti previsti dal Fondo Sicilia, destinati alla fase della ripartenza dopo l'emergenza. Le imprese che hanno denunciato i danni ai comuni o alle protezioni civili potranno accedere a contributi fino a 400.000 euro con copertura totale delle spese, il 60% attraverso un finanziamento a tasso zero, il restante 40% a fondo perduto. Ma accanto ai numeri dei ristori resta aperto il fronte delle attività ancora paralizzate dalle restrizioni. A Niscemi alcuni imprenditori hanno ricevuto circa 19.000 euro di sostegno economico, sia per chi ha già rialzato la saracinesca sia per chi invece continua a restare chiuso, attività divise spesso da pochi metri ma anche da regole diverse. Sono in un limbo.
non so nemmeno se mi potrò delocalizzare o rimanere qui. Da una parte della strada si lavora, dall'altra no. A fare la differenza è ancora il perimetro della zona rossa che continua a tenere bloccati alcuni locali commerciali. Gli imprenditori chiedono una revisione delle limitazioni e tempi certi, ma col passare dei mesi cresce il timore che la situazione possa restare immutata. Ha già più di 3 mesi che questa piccola speranza si sta un po' spegnendo. Giustamente io vorrei sapere cosa dovrò fare, perché rimanere 4 mesi senza lavoro non si può andare così. Nel frattempo, tra pratiche burocratiche, attese e incertezza, c'è chi spera di poter tornare presto al lavoro e chi invece teme di dover ripartire da zero. Arte, le opere di Giorgio De Chirico tornano in Sicilia con la mostra monografica Il Sole della Metafisica al Museo d'Arte Contemporanea di Scicli. Fino a ottobre 40 tele del pittore che rivelano il suo profondo legame con la nostra regione. Veronica Barbarino. Dopo oltre 20 anni, la visione enigmatica di Giorgio De Chirico torna in Sicilia. Fino al 1 novembre, infatti, il Museo d'Arte Contemporanea del Carmine di Scicli ospiterà più di 40 opere del maestro in dialogo con 16 fotografie di importanti artisti siciliani nella mostra Il Sole della Metafisica. L'esposizione rivela il legame profondo tra De Chirico e l'isola, terra capace di alimentare la sua immaginazione e la sua fascinazione per la Magna Grecia. Un viaggio visivo che attraversa la sua fase barocca, dove il tempo sembra sospeso e lo spazio si carica di mistero. È un dialogo anche con la Sicilia, con il barocco siciliano e il barocco di De Chirico, con le piazze d'Italia, per esempio la piazza di Scicli con il suo monumento, e un dialogo anche con la Magna Grecia, la Sicilia e la Grecia dove De Chirico è nato, con la classicità e con l'idea di pittura enigmatica che De Chirico poteva tranquillamente ritrovare nelle strade di questa splendide città siciliana. A dialogare con i suoi dipinti gli scatti di Leone, Chiaramonte, Ninfa e Rotoletti. 4 sguardi contemporanei che ritrovano nelle architetture barocche, nelle piazze silenziose e nella luce abbagliante della Sicilia la stessa tensione metafisica. Pittura e fotografia quindi si fondono così in un unico racconto, dove realtà e sogno si sfiorano continuamente. Bellissimo, De Chirico fino a tutto ottobre a Scicli. Adesso è il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio giocato, la disfatta del Palermo a Catanzaro e il pari del Catania a Lecco. State con noi, vi aspetto. Calcio disastro Palermo a Catanzaro, i rosanero incassano un pesante 3-0 nella semifinale d'andata dei playoff per la promozione. Mercoledì la qualificazione sarà appesa a una rimonta difficilissima. I gol dei calabresi tutti nel primo tempo. Marco Gullà. Una disfatta, un Palermo irriconoscibile, piatto e senza idee viene umiliato dal Catanzaro nell'andata della semifinale playoff. Al Ceravolo la squadra di Aquilani vince con un netto 3-0, mettendo una seria ipoteca sul ritorno e sulla qualificazione alla finale. Una prestazione imbarazzante quella offerta dai rosanero, molli, remissivi e senza idee. Il Catanzaro ha vinto e forse il 3-0 per quello visto in campo sta pure stretto ai calabresi che hanno sfiorato in un paio di circostanze il poker. Servirà un miracolo al Palermo mercoledì nel match di ritorno al Barbera, rosanero che dovranno vincere con 3 gol di scarto. La rete dopo 50 secondi di Iemmello è stata quasi decisiva, un gol a freddo che ha probabilmente cambiato immediatamente l'inerzia del match e i piani del Palermo. Poi al 15° ancora Iemmello di testa e palla in rete. Inizialmente il gol viene annullato per offside, poi rettifica del VAR e Ceravolo in estasi. Il Palermo non esiste, sbatte contro il muro calabrese. Ceccaroni al 40° va ad un passo dal riaprirla, ma la palla esce di poco e allora, nell'azione successiva, Liberali firma il tris. Il 19enne ubriaca proprio Ceccaroni in aria e batte Joronen con un mancino angolato. 3-0. Un film horror per il Palermo che nella ripresa non cambia atteggiamento. I cambi di Inzaghi non sortiscono effetti. La squadra di Aquilani continua
continua a martellare i rosa, gli uomini appunto di Inzaghi non danno l'idea di poter reagire. I minuti scorrono, i siciliani, nervosi e impacciati, non mettono insieme neanche 2 passaggi di fila. A 4 dalla fine il Catanzaro, ad un passo dal poker, Iorone dice no a Frosinini. Al 94esimo traversa di Rui Modesto, il gol avrebbe potuto dare fiducia in vista del ritorno che potrebbe chiudere nel peggiore dei modi la stagione rosanero. È stata una partita sbagliata in toto, purtroppo. Dobbiamo tornare a casa con le orecchie basse e crederci, perché se abbiamo preso 3 gol in un tempo davanti al nostro pubblico mercoledì dobbiamo fare una grande gara e speriamo ci sia una bolgia e dobbiamo crederci, perché questa squadra ha dimostrato in casa che può ribaltare qualsiasi risultato. Poche emozioni a Lecco nella partita fra i blucelesti e il Catania, 0-0 risultato finale, traversa di forte nel primo tempo. Marco Carli. Tutto rimandato alla partita del Massimino, con l'importante postilla. Il Catania, dopo lo 0-0 del Rigamonti Ceppi, avrà a disposizione 2 risultati su 3. Può bastare un altro pareggio, in sintesi. Il risultato non è dunque da disprezzare, anzi, sulla prestazione va detto che se nel primo tempo i rossazzurri hanno almeno nella prima mezz'ora lasciato spazio a Lecco, hanno creato comunque la migliore occasione, un colpo di testa di Forte che si è stampato sulla traversa. Uno dei pochi palloni giocabili per la punta. Isolato o meno, mi concentro su quello che è stata la prestazione poi di squadra. Penso che noi attaccanti viviamo anche per una palla e io devo essere bravo e farmi trovare pronto su quella palla lì. Oggi un pizzico di fortuna in più mi avrebbe aiutato, però questo non cambia, perché ripeto, per noi oggi abbiamo rimesso quello spirito che ci ha contraddistinto durante il campionato, che è stata la nostra forza, e ora dobbiamo concentrarci solo su mercoledì. Nella ripresa il Lecco ci prova ancora, ma poi cala e il Catania nel finale costruisce, prima ancora con Forte, poi con D'Ausilio. Alla fine il pari è il risultato giusto. La capacità di combattere, la tenuta difensiva e quella fisica, cresciuta nel corso della partita, lasciano buoni segnali per il futuro. Ma Toscano sa che per fare strada nei playoff sarà importante incidere di più in zona gol. Ma intanto l'obiettivo si sposta a mercoledì. Ci sarà il Massimino delle grandi occasioni per spingere verso il raggiungimento del primo parziale traguardo, le semifinali. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20 per altre notizie. Grazie e buon pomeriggio.